Sarà una grande domenica quella di Venezia ai remi, nel segno della voga alla Veneta e della solidarietà. Ben due appuntamenti con due regate. La regata Trofeo Città di Venezia, conosciuta come regata del chilometro lanciato, e la famosa regata del secolo. Il Trofeo Città di Venezia è organizzato dalle associazioni remiere di Punta San Giobbe, le associazioni di Sant'Alvise, ed è vogata su Caorline e sarà disputata lungo le rive del canale di Canareggio con partenza dalla laguna e l'arrivo subito dopo il Ponte delle Guglie. Una regata a cronometro. Protagonisti degli equipaggi speciali. Le 9 Caorline prenderanno il nome di 9 altrettante associazioni di volontariato e sono Alice, Aido, Aita, AIL, Avapo, Amici del Cuore, Avis, Anfas e Unitalsi, i famosi angeli custodi. L'altro appuntamento della giornata è poi la 42esima regata del secolo su Pupparini a due remi, organizzata dall'associazione benefica Biribiri e così denominata perché la somma degli anni di ogni equipaggio deve raggiungere i 100 anni. L'altra regata, la regata appunto del secolo, invece avrà partenza da Sacca San Girolamo più o meno alle 10:30, giro del palo dopo aver percorso Fondamente Nuove all'Arsenale, ai bacini, va bene, e arrivo all'altezza del Ponte della Panada. 11:30 le premiazioni in campo Vidma.